Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Generalmente dico in compagnia delle Sibille, in effetti per una parte le useremo, ma non sarà una serata dedicata come sempre alle Sibille o interamente alle Sibille, piuttosto, visto che è il primo dell'anno e mi occupo comunque anche di astrologia, faremo un piccolo, come dire, previsionale anche da un punto di vista astrologico. Ovviamente ricordo che l'astrologia, perché sia precisa, ehm, deve essere ovviamente studiata sulla singola persona, perché per quanto si possa generalizzare, siamo composti o siamo assoggettati da un'infinità di influssi astrologici e astrali, pertanto non è sempre così come dire, facile fare di tutta un'erba un fascio. Noi ci limiteremo comunque a vedere quello che impongono o inclinano gli astri in questo giorno, non è vero, scusatemi, in questo anno. Facciamo un piccolo, come dire, una piccola carrellata per quanto riguarda la suddivisione prettamente in elementi e qualche riflessione sui segni e poi vi farò scegliere un mazzettino delle Sibille, così che dedicheremo la serata a queste previsioni, visto che iniziamo l'anno oggi, e torneremo invece con le domande personali a partire da lunedì. Dunque, che dirvi quest'anno? Intanto facciamo un piccolo distinguo. Noi adesso faremo una previsione astrologica tenendo conto soltanto del Sole, vale a dire che ciascuno di noi riceve degli influssi, come dicevo, personali, che sono, che, come dire, relazionano con gli influssi che abbiamo ricevuto al momento della nascita. Dunque, in base alle varie posizioni degli astri, agli aspetti che già alla nascita formavano fra loro e la posizione dei pianeti in questo momento, abbiamo poi una situazione personale. Questo chiaramente è possibile interpretarlo singolarmente tramite un predittivo che può essere la rivoluzione solare, la rivoluzione lunare, la rivoluzione di Giove, cioè, è chiaro che possiamo guardarla da un sacco di prospettive, non solo, possiamo anche per esempio guardare i transiti del periodo. Chiaramente noi ci baseremo sui transiti, tenendo in considerazione dove andranno a muoversi gli astri più lenti, perché gli astri più rapidi, quelli più vicini alla Terra, diciamo che ci permettono di valutare l'andamento del quotidiano. E da Giove in su che invece ci rendiamo conto un po' dei grandi movimenti astrologici che possono influenzare non solo le masse, ma anche lunghi periodi. Allora, ovviamente ciascuno di noi, come dicevo, è la risulta di tante influenze astrologiche, ma terremo in considerazione soltanto il Sole, in questo momento il nostro Sole di nascita, vale a dire il segno zodiacale che tutti conosciamo. Ci sarà chi è nato in Ariete, chi in Toro, chi in Gemelli e così via. Ovviamente queste persone condividono la posizione del Sole ai gradi dello zodiaco all'interno dei 30 gradi, ma anche all'interno di questi 30 gradi ci saranno delle sfumature, molto genericamente sono divise in decadi. Non entriamo nel merito, guarderemo in modo molto generale, dunque in base al proprio Sole di nascita. Partendo appunto, facendo questa riflessione, è chiaro che non potrà mai essere un previsionale articolato, approfondito e completamente attendibile, perché come dicevo all'inizio,
non siamo soltanto, come dire, influenzati dalla posizione del Sole, e noi non siamo solo rappresentati dal nostro segno, ma da un insieme di aspetti che ci descrivono. Ma proprio perché sarebbe impossibile addentrarsi veramente in modo così approfondito, come dicevo, valuteremo in base al Sole e agli aspetti che quest'anno il Sole riceverà dagli astri. Ho già detto che non guarderemo i pianeti veloci perché quelli influenzano il nostro quotidiano, invece guarderemo gli astri più lenti, a partire da Giove. Allora, Giove quest'anno prevalentemente sarà su Acquario, ma non sarà unicamente su Acquario, perché sarà in moto fino a metà maggio circa nel segno dell'Acquario, poi passerà in Pesci e tornerà in moto retrogrado su Acquario fino alla fine dell'anno. In Pesci sosta tra la metà di maggio e fino verso il 25 luglio. Allora, chiariamo dunque una piccola cosa. Intanto ovviamente vedo che siete molti, mi fa tanto piacere, sono molto contenta, vi saluto dopo, così non interrompo. Vi saluto, intanto faccio tutti gli auguri e spero veramente che sia un grande anno. A parte tutto, abbiamo avuto questa congiunzione di Saturno e Giove molto molto interessante che non si verificava da tantissimo tempo ai 0 gradi di Acquario, e dunque con un certo entusiasmo mi sento quasi di dire forse stiamo entrando veramente nella famosa era dell'Acquario. Dunque aspettavamo questa cosa da tanto tempo. Non significa che sarà un parto semplice, come tutti i parti importanti potrebbe portare alcuni travagli. Allora, dunque dicevo che Giove sarà prevalentemente su Acquario. Chiaramente il suo compito è quello di alleggerire un po'. In ogni circostanza, ovunque vada a trovarsi, Giove porta un punto di fortuna, che significa ovviamente che è in grado di aiutarci e sostenerci in modi insperati. Dunque è chiaro che averlo a favore costituisce un grande ombrello di protezione. Quest'anno dunque prevalentemente sarà su Acquario. Cosa significa? Che soprattutto gli Acquario, ma anche tutti i segni di aria e dunque Gemelli, Bilancia, perché formano trigono con la posizione di Giove e il loro Sole, e dunque sempre un aspetto favorevole, positivo, molto costruttivo, amplifica anche l'intervento di questo grandissimo, meraviglioso astro, e godranno appunto di questo sostegno. Ovviamente Giove va a 360 gradi, può aiutare veramente in tutte le direzioni, e qui si vedrà il suo tipo di azione per ciascuno di noi in base alla posizione che occupa nel nostro oroscopo, cioè vale a dire in quale casa va a cadere in questo lungo periodo, e in base a dove transiterà sapremo che avremo una spinta molto positiva, molto fortunata. Dunque, in linea di massima, sarà veramente un anno molto favorito per tutti i segni di aria e decisamente positivo anche per i segni di fuoco, perché con la posizione di Giove in Acquario formano dei piacevoli sestili. Dunque è chiaro che siamo veramente per questi nati veramente un punto molto positivo, molto fortunato. Come ho detto, però c'è una parentesi in cui Giove tra la metà di maggio circa e il 25 luglio circa invece transita su Pesci, portando fortuna all'altra metà dell'oroscopo e dello zodiaco. Dunque è chiaro che in quel periodo saranno più favoriti i segni d'acqua e i segni di terra, per le stesse ragioni, perché ovviamente spostandosi di segno formerà sestili e trigoni con gli altri elementi. Dunque,
c'è una lunga, lunga parte molto generosa che va dall'inizio dell'anno fino a metà maggio e poi ancora da 25 luglio circa fino alla fine dell'anno, molto valida per tutti i segni di aria e dunque Gemelli, Bilancia e Acquario, in particolar modo Acquario ospita Giove, ma anche positiva per Ariete, Leone e Sagittario. Saranno poi più favoriti da Giove Cancro, Vergine, Capricorno, allora chi resta? Pesci, comunque i segni di terra, dunque Vergine, e i segni di acqua, dunque abbiamo Scorpione, Cancro e Pesci. Dunque a quel punto, in quel periodo, sono molto favoriti loro. Dunque c'è un po' un cambio e non sarà tutto monotono, nel senso che tutti avranno le loro occasioni. Diciamo che forse il periodo estivo sarà un po' più superiore o più favorito per terra e acqua, dunque quelli che abbiamo appena menzionato. Bene, passiamo a Saturno. Saturno ha lasciato in opposizione Cancro, che finalmente comincia a trarre a rilassarsi un po', ad avere un po' di respiro. Ha passato 2 anni veramente impegnativi dove ha votato, tagliato, chiuso, modificato molti aspetti della sua vita, complice anche Plutone che si trova in Capricorno e dunque forma comunque un aspetto favorevole rispetto alla posizione che occupava, cioè rispetto al Sole in Cancro, e dunque questa spinta alla trasformazione, alla metamorfosi, al cambiamento, a lasciare finalmente alle spalle tutti i processi putrefattivi, possiamo dire, tutte le cose che non andavano più, però è chiaro che il Cancro ha passato un periodo veramente al fuoco, ma questo succede un po' a tutti i segni che si trovano Saturno contro, non per niente ci hanno fatto anche un film Saturno contro. Da quest'anno si è tolto con gran sollievo da Cancro, ma entra in Leone e dunque ci saranno per i nati del Leone, visto che cioè non è che Saturno entra in Leone, se Saturno entra in opposizione con Leone perché è diametralmente opposto a livello zodiacale all'Acquario, dove Saturno sosterà o transiterà, possiamo dire, perché non è che sosta, in realtà transita molto lentamente e resta comunque nei gradi di Acquario per tutto l'anno, il che significa che Leone, in particolare quest'anno, dovrà cominciare a riflettere molto, molto sulle sue operazioni a lungo corso, a lungo termine, sulle relazioni e su tutta la struttura della sua vita in questo momento. Dunque, sicuramente uno dei segni un pochettino più in difficoltà. Tra l'altro non dobbiamo dimenticarci che Urano sosterrà in Toro fino al 7 luglio del 2025 e dunque questa sosta di Urano rende instabili a tutto il settore economico, finanziario e anche gli investimenti nel settore immobiliare. Dunque diciamo che è sicuramente uno scossone forte per tutti i segni di terra, anche di acqua. E in questo senso, appunto, essendo invece in dissonanza col Leone, diciamo che il Leone quest'anno un pochettino forse è uno fra i segni meno favoriti. Ma attenzione, secondo gli insegnamenti ermetici, cabalisti, non c'è mai nulla che vada sprecato, dunque anche i periodi più scuri sono delle benedizioni velate, il che significa che ora finalmente Leone potrà mettere in discussione non solo quello che ha costruito finora, ma anche i suoi progetti, e è chiaro che dovrà usare una massima cautela, una maggiore responsabilità
per se stesso, per gli altri, per il futuro. Dunque, per quanto possa risultare pesante, il transito di Saturno ci trasforma, che ci piaccia o no, ci rende più consapevoli, più responsabili e più forti alla fine, perché se non ci ha triturato Saturno non dobbiamo temere più nulla. Allora, comunque essendo Saturno in Acquario, a trarre un massimo profitto dalla sua permanenza, che come dicevo prima comunque non sta fermo, Saturno si muove lentissimamente ma si muove, e comunque per tutto l'anno gioveranno del suo influsso i segni di aria e i segni di fuoco, perché comunque tenderanno a poter azzardare, diciamo così, dei progetti a lungo corso molto validi, senza contare che con la strizzatina d'occhio che proviene da Giove, soprattutto i segni di aria e di fuoco, nei periodi in cui Giove è attivo per loro, come ho detto prima, da adesso fino a circa maggio e poi ancora dal 25-26 luglio fino a fine anno, diciamo che questi segni possono veramente approfittare di una grande, meravigliosa spinta. Inoltre, l'Ariete finalmente, è vero che dovrà ancora fare un po' cautela, un po' attenzione agli investimenti e agli slanci di questo tipo, perché non è molto ben sostenuto, però godrà di una lunga sosta di Venere nel segno. Dunque significa che sicuramente da un punto di vista sentimentale finalmente gli Ariete troveranno luce. Allora, detto questo, ovviamente anche se Venere sosta nei segni di fuoco, in uno qualsiasi dei segni di fuoco, come abbiamo visto, farà nel segno dell'Ariete, a trarne giovamento non sono solo tutti i segni di fuoco per via del trigono, ma anche i segni d'aria per via del sestile. Dunque c'è comunque un anno veramente molto molto favorevole per innanzitutto i segni di aria, e poi oserei dire che anche l'Ariete non scherza, quest'anno veramente è uno dei più favoriti. Uno che invece manterrà, non perderà assolutamente nulla, non aggiungerà niente, ma manterrà la buona fortuna che già ha ricevuto a partire dal 2020, è sicuramente Vergine. È un altro dei segni che trova sostegno da parte degli astri. Abbiamo detto per via di Giove che nella parte estiva comunque sosterrà in pesci, e dunque comunque indirettamente, essendo Giove in acqua, andrà a sostenere anche tutti i segni di terra. E non solo, anche grazie a questo Urano potrà portare degli scossoni anche alla loro vita lavorativa, laddove ce ne fosse bisogno. E infine Nettuno e Plutone, perché comunque sono insegni amici, perché sono elementi amici rispetto alla terra della Vergine. Dunque la Vergine buona mantiene, diciamo, il punto di fortuna, diciamo così, che ha trovato nell'anno in corso. Cioè nell'anno trascorso, perché ormai l'anno in corso è il 2021. Ripeto che sono previsioni basate solo sugli aspetti che vengono formati rispetto al Sole, il nostro Sole di nascita. In realtà un oroscopo più serio e più attendibile è fatto sulla singola persona e mette in relazione la posizione degli astri al momento della nascita rispetto ai transiti o le rivoluzioni che si vanno a interrogare. Dunque è del tutto generalizzato, però devo dire che può dare delle indicazioni abbastanza importanti. Una cosa devo dire: Nettuno si troverà in pesci fino al 2025. Nettuno in pesci è a casa sua, però siccome Nettuno è il grande illusionista, potrebbero essere amplificate le illusioni di tipo sentimentale, ma non solo, anche e probabilmente mai come ora
c'è stato una così grande diffusione, se non abuso, di sostanze che alterano la coscienza, e questo è associato a Nettuno. Nettuno in pesci poi risulta amplificato. Dunque, mai come ora si distribuiscono psicofarmaci come caramelle, mai come ora la gente si esalta per la politica, per la religione, eccetera. Dunque, sicuramente questo influsso, comunque che si protrae fino al 2025, porterà anche questo genere di abitudini, atteggiamenti, diciamo così, molto più diffusi, quasi come se fosse, non dico la normalità, però sicuramente se ne può sentir parlare molto più facilmente. Inoltre, se consideriamo anche l'aumento di quelle che possono essere le problematiche a livello cognitivo, oppure di apprendimento, o altri disturbi del comportamento, veramente che crescono a dismisura, l'intervento o l'uso di questo genere di medicine o di correttivi a suon di farmaci non aveva mai trovato, diciamo, una tale diffusione. Bene, detto questo, il Marietto annuncia che sta andando e che anche stasera noi siamo di pulizie, dunque il Marietto va, saluta tutti, fa gli auguri a tutti e annuncia ai suoi assistiti che sta andando a fare le pulizie, cosa che farò anch'io immediatamente dopo la diretta. Bene, detto questo, ho dato in linea generale un po' le indicazioni per l'anno, però c'è anche un'altra prospettiva, è una prospettiva basata sulla ciclicità di alcune situazioni planetarie, nel senso che da una prospettiva delle costellazioni in gioco, questo è un anno che somiglia un po' a 28 anni fa, in base appunto agli studi di Rutilio Benincasa e dell'Almanacco Perpetuo, diciamo così, che questo anno somiglia addirittura, considerate che gli studi del Rutilio sono risalenti a un'epoca piuttosto, siamo intorno al 1500, l'opera è stata, i suoi studi sono stati ripresi poi nel tempo da più studiosi, e in particolare verso il 1700 è stato preso, questo lavoro è stato continuato da un altro studioso di cui mi dispiace in questo momento non ricordo il nome, ma che ha scritto appunto aiutando a correggere le cattive interpretazioni che erano state fatte dello studio di Rutilio Benincasa, specificando appunto la ciclicità di questi anni, degli anni in cui si veniva a trovare. Pensate che parla del 1740, 1741, cioè parla proprio di molto tempo fa, e quest'anno, il 2021, somiglia, visto che ogni 28 anni ritornano, secondo appunto la loro conformazione astrale, che poi alla fine è ciclica ed è ripetitiva, ritornano le stesse situazioni astrologiche del 1741. Vale a dire che il Sole si trova, secondo appunto questa indagine, nella 12ª casa con Marte. Allora, è un po' come dire che sarà un anno comunque che a partire da marzo, perché ovviamente qua parliamo a livello astrologico sempre a partire dalla primavera, cioè è difficile, cioè in realtà siamo noi che convenzionalmente facciamo cominciare l'anno il 1° gennaio, ma a livello astrologico coincide con la primavera, e non per niente Ariete è il primo segno zodiacale ed è parte il 21 marzo, dunque anche in teoria a livello astrologico l'anno ha inizio così, a marzo. Dunque quando
il Sole entrerà nel primo grado di Ariete, il dominatore dell'anno sarà Giove. Abbiamo già visto da una prospettiva dell'astrologia moderna che Giove è sicuramente in una posizione molto favorevole per alcuni segni, questo sì, ma anche grazie alla collaborazione che ha con Saturno si può dire che sia un po' il protagonista dell'anno. È chiaro che poi tutti quelli che fanno le indagini vanno ad accertarsi di dove si trovi Giove, proprio perché aiuta a capire se l'anno sarà favorevole oppure no. In ogni caso, quest'anno va a trovarsi, diciamo così, in aspetto con il Leone, casa del Sole. Questo però cosa dice? Che l'anno sarà fertilissimo, molta abbondanza di grano, olio, vino. Anticamente la seta era un altro prodotto molto ricercato, ma anche qua c'è scritto piscagione per dirvi che anche per i pescatori sicuramente sarà un anno molto positivo, ma così anche per tutti gli altri frutti. L'inverno sarà freddo con grandini, il mezzo caldo, il fine piacevole, primavera fredda, piovosa, fino al solstizio d'estate, che è a giugno. Dunque, diciamo che secondo l'astrologia antica e secondo la ciclicità dei vari anni, dovrebbe essere appunto un anno in cui la primavera sarà un po' sottotono con le temperature e piovosa. In ogni caso potrebbero esserci anche più manifestazioni appunto di piogge importanti, questo potrebbe causare appunto l'esondazione di fiumi. Qua dice cresceranno i fiumi. Dunque è chiaro che anticamente poi era facile anche che quando iniziavano a esserci problematiche di questo tipo aumentassero poi anche le chiamate pestilenze e poi che anche poi il cibo finisse con lo scarseggiare, perché poi tutta questa abbondanza d'acqua potrebbe poi mettere a repentaglio le coltivazioni. Bene, questo è chiaro che stiamo parlando di previsioni molto antiche, con modi di esprimersi altrettanto antichi, e diciamo che però una cosa c'è da considerare, che anticamente, ma anche oggi, ancora adesso, sappiamo che Giove è un grande amplificatore, dunque nel bene e nel male tende a ingrandire le circostanze e le situazioni. Dunque stiamo a vedere, e comunque un in bocca al lupo per tutti, veramente un augurio di grande, grande fortuna a tutti e di ripresa, di recupero, perché ne abbiamo bisogno. Ora, proprio per essere democratica al massimo e non favorire nessuno in questo giorno così speciale, non rispondo. Esatto, sì, infatti è proprio quello che ho finito di dire finora, che anche Saturno in Acquario, diciamo che probabilmente la sfumatura più accentuata di questo Saturno in Acquario potrebbe essere un po' il senso di privazione della libertà, ma è chiaro che ognuno di noi cercherà di reagire costruendo nuovi modi, nuove realtà. Bene, siccome ho parlato abbondantemente di previsioni, anche cercando di restare leggera, senza addentrarmi troppo, è chiaro che chiedo venia agli esperti del settore, ma è per passare un po' di tempo insieme, per dare qualche piccola informazione su quello che potrà essere l'andamento dell'anno, che ripeto è stato fatto soltanto un excursus rispetto alla posizione del Sole e non di tutti gli altri pianeti che abbiamo al momento della nascita. Ora passiamo alle sibille. Creerò 3 mazzetti, vi farò scegliere il vostro per vedere un po', entrerete in risonanza con le pietre che ho preparato eccole qua, che ho preparato per distinguere i mazzetti e poi vedremo di analizzare insieme.
Benissimo, allora preparatevi, concentratevi, ovviamente è per passare un po' di tempo, ma spero appunto che ciascuno riesca ad avere cose buone. Vediamo un pochino. Ah, ecco, visto che ho chiuso l'argomento astrologico, approfitto per salutare i tanti amici che sono collegati stasera. Beh, il Marietto l'abbiamo già salutato nel senso che è andato a fare le pulizie, dunque saluto Cristina, saluto Sara Elisabetta, saluto Chiara e buonasera anche a Sara, a Libellula, Maria, Daniela, Tiziana, Eva, Stefania, Antonio, Rosa, Franca, Ionela, Perla, Libellula l'ho già salutata, Maurizio, Antonio, Giuseppina, Lucy, Coman, Elena, Maria, Italia, Eleonora, l'altra Tiziana, Rita, Federica, Claudia, Cira e poi Anna Maria, Doris, e mi sembra di aver già salutato Rosa e Cristina. Comunque saluto tutti, mi fa tanto piacere, vi auguro veramente con tutto il cuore buon anno e adesso vediamo la scelta delle Sibille. Faccio un 3 mazzetti di 7 carte così da avere qualcosina di cui parlare e affinché abbiate modo di scegliere. Allora, il taglio? Beh, allora, sarà che stasera sono particolarmente positiva, però direi che è un taglio molto bello. L'arrivo di novità e di sorprese. Ora, io creo i mazzetti. Ecco, per la serie non mi sono concentrata, siamo a 5, 6 e 7. Benissimo. Anzi, viva l'Italia, li mettiamo. Ecco qua. Benissimo. Cominciamo da verde. Sono un pochino patriottica? Va bene, lo sono. Verde, bianco, che non è un vero bianco, è un quarzo rosa, ma va bene, sembra bianco, e quasi rosso. 1, 2, 3. Andiamo via con il verde. Concentratevi e pensate all'anno che verrà e cominciamo la lettura del verde. Per tutti gli amici che hanno scelto questo mazzetto. Allora, cosa siete, del cancro? No, del leone? Avete scelto il mazzetto? Allora, vecchia signora, giovane fanciulla, ammalato, nemico, sacerdote, morte dei migranti. Ah, un anno di bella trasformazione, non pochi travagli. Vediamo cosa dicono le sibille. Vecchia signora, e dunque stiamo parlando di situazioni che hanno sicuramente una loro storia, una loro durata nel tempo, potrebbe anche parlare veramente di persone anziane, ma siccome c'è questo connubio tra vecchia signora e giovane fanciulla, sembrerebbe appunto che una situazione comunque di lungo corso o inizi a dare qualche piccola preoccupazione oppure può avere un nuovo risvolto. Ovviamente le preoccupazioni arrivano lo stesso, non vi preoccupate, cari amici che avete scelto il mazzetto con questa pietra, non me ne vogliate. Quello che vedo è che state per abbandonare un vecchio sistema, qualcosa che non è più in linea con le vostre aspettative, probabilmente è già tempo che siete preoccupati e che una situazione non ha trovato uno sbocco o una soluzione immediata. Dunque molte cose che erano buone, valide, solide fino a qualche tempo fa hanno cominciato a darvi qualche ansia, qualche preoccupazione, ma diciamo che ancora
non sono arrivate a livelli di guardia, ma prima che la cosa diventi troppo preoccupante dovreste già cominciare ad analizzare un pochino cause e anche possibili vie di fuga. C'è da dire che ci sono veramente degli ostacoli che sembrano al di là della vostra volontà, che possono o meno manifestarsi. Diciamo che non è una carta questa estremamente negativa, diciamo che è come se ci stesse indicando che ci sono delle circostanze che non dipendono da noi, ma che potrebbero essere nelle mani di qualcun altro, non proprio nel nostro entourage più ristretto, però qualcuno che comunque in qualche modo volontariamente o involontariamente ci causa degli ostacoli e delle problematiche. È possibile dunque che si giunga anche alle vie legali. Probabilmente qualcuno di voi avrà necessità di chiudere qualche situazione. Ora, dal momento che non stiamo facendo una lettura mirata sui sentimenti o sul lavoro o sul benessere in generale o chissà qualsiasi altra domanda che vi sta a cuore, stiamo comunque su un'interpretazione che possa abbracciare più questioni. Sembrerebbe comunque che in quest'anno dovrete affrontare qualche avversario e probabilmente anche per vie legali. Non vi dovete preoccupare perché è sicuro che qualche situazione andrà a chiudersi. Dunque è possibile, per questo che prima scherzando ho detto ma siete del leone, perché abbiamo visto all'inizio della diretta come quest'anno sia uno dei segni un pochettino più sottotono, a causa appunto dell'opposizione di Saturno che avendo lasciato l'opposizione di Cancro, ora per il prossimo paio d'anni si dedicherà sulla trasformazione degli amici nati nel segno del leone. Allora, dunque, qualcosa si chiuderà. È probabile che vi lascerà un po' perplessi e che potrebbe dare adito anche a chiacchiere nel tempo questa cosa che va a chiudersi, ma è un percorso inevitabile. Probabilmente non ci sarà un altro modo per affrontare la cosa, probabilmente siete arrivati a un dunque e rimandare può causare ancora ulteriori perplessità e anche la possibilità che chi vi ostacola possa danneggiarvi maggiormente. Dunque, se siete in questa situazione, se avete visto che da un po' le cose non girano nel modo giusto, non vi abbattete, piuttosto ricorrete alle giuste controdifese, contromisure. Dunque, dove occorrerà chiedete aiuto a persone che ne sanno più di voi, fatevi consigliare e abbiate il coraggio di chiudere, anche se magari subito potrà sembrare una cosa dolorosa oppure che vi porta a una confusione, sappiate che poi tutto ciò che noi in qualche modo lasciamo andare lascia posto ad altro. È un anno di trasformazione questo per tutte le persone che hanno scelto questo mazzetto. Non sarà semplice, come tutte le trasformazioni sicuramente è costellato da momenti più spensierati, ma anche da momenti più difficili. Comunque sicuramente è la promessa di un rinnovamento. Bene, andiamo avanti con il prossimo mazzetto. Vediamo questo per tutti gli amici che avevano scelto la bandiera bianca, la parte bianca della bandiera, ma comunque il quarzo rosa. Allora, è sicuramente una stesa un po' più serena. È vero che c'è qui questa carta, però attenzione, la maggior parte delle altre amiche sibille è nettamente più positiva. Dunque è un anno di notizie, è un anno dove il dialogo, i rapporti sociali miglioreranno, saranno
sono belli, costruttivi, vedete che Conversazione e Fedeltà parla di tutti i momenti di convivialità, ma anche dei momenti in cui noi stessi saremo capaci di ascoltare gli altri e di essere ascoltati. Probabilmente un anno in cui le nostre comunicazioni o la nostra capacità di comunicare sarà sicuramente migliore rispetto al passato o comunque molto efficace. È possibile anche che in momenti di convivialità o all'interno di cerchi ed amici possa venir fuori una persona valida o comunque un'occasione molto positiva. È una carta che preannuncia sia le soddisfazioni sentimentali, ma anche la soddisfazione di se stessi, vale a dire che saremo in grado di dimostrare chi siamo e di mantenere la nostra unica personalità. Non avremo necessità di modificarci per piacere agli altri. Dunque apre molto bene, un periodo molto sereno dove appunto collaborazione e dialogo sono molto positivi. È comunque un inizio molto promettente anche per le situazioni lavorative, dove è possibile che per quanto riguarda appunto la nostra abilità di saperci presentare, di saper parlare e comunicare, possono essere premiati. Dunque abbiamo un buonissimo inizio. Il messaggero poi è l'ambasciatore di notizie, dunque probabilmente, visto anche la carta dell'Imeneo, se stiamo a leggerla da una prospettiva sentimentale, qui c'è la comunicazione di un'ufficializzazione. È probabile appunto che ci giunga la notizia di un qualcosa che si va a concretizzare. Attenzione, certo, dietro c'è la carta del dispiacere, dunque potrebbe essere che la notizia non riguardi noi direttamente e questo possa arrecarci un problema, ma potrebbe anche essere che invece la notizia è nostra, siamo noi che stiamo per realizzare a livello sentimentale qualcosa di più concreto, più ufficiale, e che però possa sorgere qualche momento non proprio sereno, magari Giove si sposta, no, sto scherzando adesso ovviamente, ma diciamo che sicuramente nel corso dell'anno è probabile che ci giunga anche una notizia non troppo favorevole, però Allegrezza al cuore, artista, conferma comunque un andamento più positivo, potrebbe esserci magari un momento di calo, anche lavorativamente parlando, magari un affare che non va in porto, oppure da un punto di vista sentimentale un momento di incomprensione, o magari il sospetto di qualche altro flirt che può darci fastidio o dispiacere, però devo dire che le carte proseguono parlando comunque di una situazione che va a migliorare, ad alleggerirsi, a portare consolazione. Da un punto di vista sentimentale sono tutti i flirt, ma anche le circostanze spensierate, oppure la possibilità che ci piaccia anche qualcun altro, non solo la persona ufficiale. Dunque potrebbe essere anche un momento in cui veniamo un attimo corteggiati, forse anche da qualcuno che saprà come ammaliarci con il suo fascino, il suo carisma. Ma può anche voler dire, da una prospettiva lavorativa, che avremo comunque la possibilità di rifarci, visto che questo potrebbe dire che magari c'è un momentaneo calo o un contratto, un accordo che non va proprio secondo le aspettative. Qui però ci parla appunto di altre proposte, altre possibilità e di un colloquio. Dunque, anche se siete alla ricerca di un lavoro o di nuovi spazi in cui emergere, sono sicuramente delle carte molto positive. Dunque, è un anno decisamente favorevole, anche qui è un anno in evoluzione, non è un anno piatto, ma parte molto bene, piccolo momento, proprio piccolo, di défaillance e poi
altre possibilità, altre opzioni che vi attendono. Dunque mi sembra un anno decisamente favorevole. Vediamo infine l'ultimo mazzetto, e dunque spostiamo qui, anzi un po' più in qui, così mi lascia libero. E questo è l'ultimo. Vediamo per gli amici che hanno scelto. Allora, abbiamo un altro clima ancora, adesso ci facciamo raccontare da queste meravigliose anime che sono le Sibille, sono veramente fantastiche, sanno comunicare tantissimo per chi ha l'animo giusto di mettersi in sintonia con loro. Vediamo cosa ci raccontano. Abbiamo una partenza un po' in salita, ma anche piena di determinazione. Poi abbiamo il viaggio, dottore, vedovo, fortuna, lettera, stanza. Allora, chi ha scelto questo, il mazzo caratterizzato da questa pietra, ha scelto o comunque è in sintonia con un periodo di transizione e di trasformazione. Come vedete c'è molta determinazione, molta volontà o di compiere un cambiamento o di intraprendere un viaggio. Potrebbe anche essere che siete rimasti bloccati da qualche parte, non vedete l'ora di raggiungere qualcuno, oppure la vostra ambizione vi porta lontano, vorreste veramente cambiare casa, lavoro, addirittura qualcuno pensa di cambiare città, di cambiare vita, dunque c'è grande determinazione. Chi ha scelto questo mazzo ha voglia di cambiare le cose e di sistemarle, cioè il cambiamento che si impone o che sogna questa persona è un cambiamento che da una parte serve a finalmente mettere a posto certe circostanze, ma è anche un cambiamento che può portare a una forma di guarigione. Diciamo che questa è un'interpretazione, ma c'è anche altro, perché la carta del dottore parla di qualcuno che può darci una mano in questo senso, potrebbe essere anche un professionista che si occuperà di un aspetto che ci riguarda, potrebbe essere un avvocato, un dottore, un esperto, un legale, insomma qualsiasi tipo di figura che possa occuparsi di un aspetto di noi. Dunque c'è la volontà di mettere in moto questo miglioramento anche affidandosi all'aiuto di qualcuno, addirittura qualcuno può proprio venirci incontro in modo inaspettato. Allora, ci sarà un momento difficile, del resto un anno è lungo, in un anno ne capitano di cose, dunque pur augurandoci ogni bene, anche perché fortunatamente, come vedete dietro c'è subito una carta molto positiva, per queste persone ci sarà un momento dove probabilmente alcune difficoltà che si cerca di sanare, di mettere a posto, possono dare il via a una serie di rimpianti o a un senso di solitudine, perché magari questo rinnovamento, questa decisione di cambiare può anche riguardare la sfera sentimentale e magari ci si rende conto che una situazione non è proprio più per noi. Però, come vedete dietro con questa carta, non si può dire che questo abbattimento, questo rimpianto durerà a lungo, ma forse proprio il tempo necessario di rendersi conto che si è giunti al capolinea o che comunque una situazione come la si conosceva nel passato non è più attuale, non è più adatta al presente e nonostante i rimpianti magari rispetto a come ci si sentiva quando le cose andavano bene o magari si verrà anche abbandonati, non si sa, cioè noi ci rendiamo conto che c'è un cambiamento in atto, vogliamo cambiare le cose, ma non è detto che le riusciamo a cambiare secondo il nostro intento, il nostro progetto, o magari nostro malgrado dovremmo chiudere qualcosa. Nonostante ciò sarà la cosa giusta, dunque non vi preoccupate se qualcosa resterà indietro in quello che sono le pagine del passato, nel libro della vostra vita, perché si apre un capitolo di grandi novità, fortuna, lettera, stanza, stiamo parlando di incontri fortunati, di belle notizie,
cose che ci arrivano per messaggio, per telefono, opportunità di incontri veramente interessanti. Dunque, soprattutto l'ultima parte dell'anno, o diciamo da dopo l'estate in poi, sembra che tutto l'intento di cambiare ingrani in modo veramente eccezionale e che dunque metteremo, come dire, lo sprint, il turbo verso fine anno. Dunque mi sembra un'ottima stesa, sicuramente qualcosa resterà nel passato, qualcosa resterà nel 2020, qualche altra cosa resterà nei primi mesi dell'anno, ma in futuro vi attendono veramente delle ottime opportunità. Bene, non sono state stese completamente positive, come è giusto che sia, cioè voglio dire, noi ci auguriamo sempre il meglio, è chiaro, però sarebbe impensabile che tutti i giorni andasse sempre tutto bene, ce lo auguriamo, magari potete aiutarvi con qualche ciondolo propiziatorio, noi, Marietto e io, programmiamo un bellissimo ciondolo che è un ciondolo cabalistico, vi faccio vedere un esemplare delle nuove versioni che facciamo, un ciondolo che viene programmato, ovviamente arriva a casa con tutta la catenellina, viene programmato per proteggere ma anche per propiziare e può essere programmato a piacimento, nel senso che se avete degli obiettivi, delle cose che volete favorire nella vostra vita, possiamo appunto propiziarle miratamente. Il ciondolo lo trovate nel nostro sito www.ilcapitano.altervista.org, andate a vedere, prendete delle informazioni. Tra l'altro sul nostro sito trovate molti strumenti gratuiti di radionica, radiestesia, cabala. Diciamo che abbiamo appunto molte risorse completamente gratuite, ma Marietto e io siamo comunque sempre a disposizione anche per consulti privati a pagamento. Vi ricordo anche le nostre bellissime pulizie. Oggi, tra l'altro, il Marietto ha pubblicato nei nostri gruppi Facebook un nuovo circuito radionico che serve appunto a mettere in riequilibrio con la vibrazione primordiale dell'Om il nostro corpo eterico. Cercatelo nel gruppo Magici no, scusatemi, sto dando i numeri, il gruppo di Facebook si chiama Sibille, proprio stasera abbiamo cambiato il nome, dunque faccio una bella confusione, Magie, Sibille, Tarocchi e Radiestesia, dunque cercatelo se ancora lo trovate con questo nome, perché in realtà l'abbiamo modificato con radionica, radiestesia, tarologia e ermetismo, perché poi è quello che effettivamente trattiamo maggiormente nel gruppo. Bene, detto questo, io vi ringrazio tantissimo per la compagnia che ci siamo fatti, tra l'altro sono andata avanti molto più del solito, vi ringrazio con tutto il cuore per essere stati con me, vi auguro il meglio, sappiate che comunque il Marietto e io non vi lasceremo mai indietro, se avrete bisogno di noi ci saremo sempre, faremo del nostro meglio in onestà e sincerità e che dirvi, in bocca al lupo per tutto e ci ritroviamo, mi raccomando, lunedì 21:30 sempre su questo canale. Un grande abbraccio a tutti e buon 2021. A presto. Ah, vado a fare le pulizie. Ciao!